tutti, oggi innanzitutto buon anno. Buon anno. Faremo il primo video dell'anno e vi spiegheremo la strada per arrivare a Maiga Col d'Astiago. Ecco, abbiamo scelto un punto di partenza abbastanza conosciuto, giusto? Quindi qui siamo a Marostica, un bel paese, venite a visitarlo se non lo conoscete. E non siamo da soli, oggi c'è anche Sami. C'è anche Sami che è dentro in macchina. Ha freddo, poverino. E siete pronti? Partiamo e via. E via, arriviamo in Maiga. Dal paesino di Marostica prendiamo la rotonda qua, giriamo a sinistra, direzione Vallonara. Mamma Ciampi, ma ti sei accorto che vetro abbiamo? Macchina operativa. Qua siamo a Vallonara, su, direzione Crosara. Sì, non si vede proprio niente. Sì, infatti. Questo è un punto importante. Prendiamo a destra per andare a Conco, giusto? A Fontanelle di Conco, precisamente, perché per Conco non si passa. E ancora più su, vai. Passato il paesino di Fontanelle, qui siamo usciti dalla pizzeria Lebele e su verso Bocchetta Galgi. Bocchetta Galgi, attenzione perché ecco ci siamo qua. Rallentiamo un pochino, Giampi. Sì, piano perché attenzione, qua bisogna girare a destra direzione Biancoia, mi raccomando, mi raccomando. Comunque d'estate ci saranno i cartelli, speriamo ben visibili. Dopo circa 1 chilometro giriamo a sinistra, vedete il cartello Rifugio Biancoia e prendiamo questa strada che ci porterà verso il bosco. Il cartello Rifugio Biancoia non verrà mai tolto. Ecco, siamo arrivati al bosco, a questo bellissimo bosco dove d'estate c'è l'invasione praticamente di macchine. E qui il punto cruciale. È il punto cruciale, c'è da decidere qualcosa. Sì. Intanto fermiamo la macchina. Eccoci qua, siamo arrivati a Biancoia e Sami, che è lui, figlio di Martina, e c'è la strada sterrata qui e quindi cosa consigliamo di fare? Qui inizia la strada sterrata, allora è consigliato venire su a piedi perché ci si gode di più il paesaggio. Sì, la dopo montagna, sono 2 chilometri e mezzo circa. Se no si può venire su tranquillamente anche in macchina, meglio con una macchina più altina e basta. Bene, allora vi facciamo vedere questo ultimo tratto e dai, arriviamo in Maiga, dai. Primo bivio importante in questa salitona, Detto anche bivio delle vasche. perché c'è questa vasca sulla destra. Teniamo la strada principale sempre dritti, Secondo bivio teniamo la strada principale sempre in piano, non scendiamo, sempre dritti. Per il terzo bivio noi continuiamo sempre dritto perché su si sale a Col 90 da Caterina, che deve avere l'erba buonissima perché le nostre mucche ogni estate scappano da lei. Ciao Caterina, ci vediamo quest'estate. E poi c'è il quarto bivio, ultimo bivio, teniamo la destra e adesso non potete sbagliare. No, qua perché si arriva solo in Maiga. ecco, però diciamo che d'estate ci sono i cartelli, non potete sbagliare assolutamente.
Ed eccoci arrivati in Maiga, fa freschetto, sono le molto frescolino. 17:15, è già quasi buio. E niente, avete capito la strada. Comunque metterò in descrizione sia questa strada che le varie alternative. Opzioni, sì, Opzioni. dall'autostrada, da Trento, Valsugana. Dappertutto, eccetera. praticamente. Cosa molto importante, avete visto prima, chiudere sempre la sbarra, vero? È fondamentale. Chiudere sempre la sbarra perché d'estate, quando ci sono gli animali in lampeggio, cosa succede? Non abbiamo la griglia, quindi tendono a scappare. È già successo tante Molte volte. volte. Ecco, vi ricordo, seguiteci su Facebook ed Instagram e iscrivetevi al canale da Astiago Wild Farm. Da qui è tutto. A presto! Ciao!